Finisce senza vincitori 1-1 la gara del Biazzo di Ragusa tra Santa Croce Soccer ed Akragas. Padrone di casa in vantaggio al 37esimo con Javadov, poi ad inizio ripresa arriva il pari al 57esimo del neoentrato Gambino. La gara si fa sempre più cruenta ma rimane sempre corretta. Poi un doppio giallo combinato all'attaccante Ibleo Yaya costringe il Santa Croce Soccer a rivedere i propri piani tattici. Al 69esimo un fallo in aria subito dal crecantino Jama viene punito con un calcio di rigore. Lo stesso Jama si incarica del tiro dagli 11 metri, ma il portiere Mangione riesce a deviare. Finisce con qualche rammarico per gli 11 di Sebi Catania, anche perché il pari interrompe la lunga scia di vittorie consecutive 8 stagionali e che da questo momento vede l'Akragas nuovamente a pari punti in classifica generale con il Gargallo Priolo, che a sua volta ha superato il Città di Cadicattini. Ed ora seguiamo queste interviste di fine gara. La settimana scorsa ha rallentato il Priolo, questa settimana è toccata a noi, ci può stare in un campionato così lungo e faticoso, è contro un avversario che oggi ha avuto i suoi meriti, soprattutto nel primo tempo. Intanto mi preme dire che è un punto importante, voglio fare complimenti a Santa Croce perché ha fatto un grandissimo primo tempo dove ha meritato di andare in vantaggio. Di questa partita mi prendo la grandissima reazione del secondo tempo dove poi siamo riusciti a pareggiare, la potevamo pure vincere perché abbiamo avuto tante occasioni. Comunque va bene così, è un campo difficile, proseguiamo il nostro cammino senza nessun tipo di problematica. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, considerando il fatto che noi venivamo da una battaglia anche mercoledì che oggi sicuramente poi si è fatta risentire, ma va bene così, faccio complimenti pure ai miei ragazzi. Con il primo tempo la Cregas è andata spesso in difficoltà, lo dice anche il parziale. In che modo è andata in difficoltà? Cosa ci ha messo in difficoltà? Loro sono partiti forte, hanno trovato subito le giuste geometrie e hanno avuto qualche occasione importante, per cui è normale che quando incontrano noi mettono tutto qualcosa in più. Il primo tempo hanno fatto bene, d'altronde si gioca con un avversario, non è che giochiamo da soli. Ribadisco, faccio complimenti al Santa Croce per la partita che hanno fatto e per come l'hanno interpretata, ma poi faccio complimenti alla mia squadra perché hanno avuto una grande reazione e alla fine la potevamo pure vincere. Mister, fermare l'Akragas è possibile e oggi la sua squadra ci è riuscita, dobbiamo dire, anche con merito. Sì, è possibile se getti il cuore oltre l'ostacolo. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita incredibile e sono da elogiare, quindi abbiamo tenuto testa, abbiamo creato tanto e quando in parità di giocatori in campo siamo stati a tratti anche superiori, vuoi anche della giovane età, della spensieratezza, i ragazzi hanno interpretato alla grande questa partita. Ecco, a questo punto del campionato, vista anche l'Akragas, che valori emergono secondo lei? La struttura della squadra dell'Akragas è indiscutibile, quindi penso che alla lunga saranno loro a vincere il campionato. Noi oggi siamo presentati con 5 under in campo, 4 2007 e 2008 e poi nel secondo tempo sono entrati ancora under, quindi noi abbiamo un progetto di giovani che parallelamente stanno conseguendo risultati, quindi non possiamo lamentarci di questo. Fonso, che cosa non ha funzionato nel primo tempo? Possiamo dire che nel primo tempo l'Akragas è andata spesso in difficoltà, nel secondo tempo è cambiata partita, però ecco, analizziamo questo primo tempo, che cosa non ha funzionato? Hai detto bene, non è funzionato il primo tempo l'abbiamo regalato agli avversari che hanno fatto abbastanza bene, meritando il vantaggio, anzi forse qualcosina in più, meritavano qualcosina in più. Siamo andati sotto la doccia in svantaggio, però penso che nel secondo tempo si è vista un'altra Akragas. Abbiamo giocato da Akragas, abbiamo fatto bene. Alla fine potevamo pure portare il bottino pieno, però non ci siamo riusciti. Ci teniamo la reazione perché abbiamo reagito dopo un primo tempo dove abbiamo giocato parecchio male, ci prendiamo la reazione, ci prendiamo questo punto e proseguiamo la nostra corsa. Un po' d'ansia nel secondo tempo in avanti? No, non penso ansia, ci abbiamo provato,
Siamo stati poco bravi noi, ho stato un po' più bravo l'avversario, il portiere, in quel caso del rigore parato, però diciamo che ci abbiamo provato fino alla fine, penso che si sia visto. Allora, direttore, parliamo di pericolo scampato. La settimana scorsa aveva rallentato il Priolo, questa settimana è toccata all'Acregas. Ma è un risultato che ci sta. Non penso che in tante squadre qui verranno a fare punti, perché innanzitutto voglio fare i complimenti a questo Santa Croce che ha giocato una partita veramente brillante sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto dell'intensità, della circolazione di palla. Per lunghi tratti siamo andati anche in qualche difficoltà. Poi diciamo, c'è stato un secondo tempo più arrembante da parte nostra, però diciamo che il risultato lo ritengo tutto sommato giusto, al netto del rigore insomma, che non abbiamo sfruttato al meglio, avendolo sbagliato, però va bene così, insomma. Possiamo parlare più di un rigore sbagliato, qui si apre un vecchio... Parliamo di rigore non segnato, mettiamola così. Per il resto il pareggio quindi ci sta, adesso bisogna guardare avanti. Sì, il pareggio. 12 vittorie di fila erano state fatte, 8 in campionato, ci poteva stare anche il pareggio. No, ma assolutamente sì, l'avevamo detto anche prima della partita che questo sarebbe stato un crocevia tosto da affrontare, e così è stato. D'altronde non si possono vincere tutte le partite, però ripeto, oggi penso che il Santa Croce abbia meritato ampiamente questo risultato, lo ritengo assolutamente giusto.